Il senatore Bagnai e ne ha facoltà. Prego, senatore Bagnai. Grazie, signor Presidente. Raccogliendo l'invito ad abbassare i toni, dico pacatamente che il gruppo Lega Salvini Premier-PSDAZ voterà contro questa fiducia, non tanto per il merito del provvedimento che ci viene sottoposto, quanto per una fondamentale questione di metodo. Del resto noi sul merito della questione, cioè su come i diritti costituzionali soggetti a riserva di legge o addirittura a riserva giurisdizionale siano stati vincolati per atto amministrativo, ci siamo già espressi quando abbiamo cordialmente accolto in quest'Aula il signor Presidente del Consiglio in una occasione in cui ci aveva graziosamente onorato della sua presenza per informarci su che cosa stesse facendo. Non ci può essere chiesto di fidarci di un governo che ha approfittato di una catastrofe naturale per prendere una simile scorciatoia e che continua ad approfittarne di questa catastrofe per regolare i conti coi suoi nemici ideologici. Le PMI, le partite IVA sono i kulaki della rivoluzione in pochette. Io vorrei anche attirare l'attenzione di quest'Aula sul grande assente di questa triste vicenda, l'Unione Europea. Quella stessa Unione Europea che ha bacchettato Orban per aver dichiarato lo stato di pericolo ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione ungherese, con tutti i prescritti passaggi parlamentari, restando nell'alveo della legalità costituzionale del suo Paese, e che avrebbe lapidato Matteo Salvini se avesse fatto un decimo di quanto abbiamo visto fare a Conte. Avremmo visto esasperato il doppiopesismo già constatato in ambito economico. E credo che tutti qua, dentro e fuori da quest'Aula, dobbiamo gratitudine ai giuristi del Comitato Rodotà, che, snobbati dal Presidente Conte, hanno avuto il coraggio civile di appellarsi al Presidente della Repubblica per motivare, il 16 maggio scorso, le loro perplessità alla lettura dell'articolo 16 delle bozze del decreto di rilancio, dove, con un gesto di pericolosa spregiudicatezza, il Governo prorogava di 6 mesi, da luglio a gennaio, lo stato di emergenza. Devo dire che la lettura di quell'articolo aveva suscitato in me una curiosità che vorrei condividere con voi. Mi sarebbe piaciuto potermi immedesimare in qualche modo, non so, leggendo qualche giornale dell'epoca, guardando qualche foto in bianco e nero, in un cittadino tedesco nel gennaio del 1933. Noi siamo costretti a guardare i fatti storici col senno di poi e quindi ci immaginiamo quel cittadino come consapevole, come preoccupato, ma il fatto è che noi sappiamo come è andata a finire, quel cittadino invece no. Io credo che il senno di poi ci induca in un errore di prospettiva. Quel cittadino probabilmente era del tutto tranquillo, anzi sereno. Difendere la democrazia sarebbe molto facile se i dittatori si annunciassero come tali. Purtroppo il male non si presenta così, ce lo hanno insegnato proprio i nostri fratelli tedeschi. Basta pensare al Faust, in cui Mefistofele appare e si presenta nelle vesti familiari e dimesse di un barboncino smarrito, non certo nel fulgore di tutta la sua infinita maleficenza. Fa simpatia anche lo stimatissimo accademico di provincia, sarà probabilmente innocuo, ma questo ce lo dovrà dire la storia, quella che ancora per qualche anno dovremo agire insieme. Quindi la prudenza è d'obbligo e le preoccupazioni sono fondate. A chi ci racconta che non succederà mai più, magari perché l'Europa ci ha dato la pace, perché l'Europa ha dimostrato il fallimento degli Stati nazionali, faccio notare che questa rimozione freudiana del passato, questa negazione su cui si fonda il mito regressivo del progressismo, è esattamente il motivo per cui il passato poi si ripresenta. Gli Stati Uniti d'Europa equivalgono ad un accordo per la spartizione delle colonie, ma in regime capitalistico non è possibile altra base, altro principio di spartizione che la forza. Queste parole del compagno Lenin un tempo vi appartenevano prima della vostra involuzione culturale e vi invito a rifletterci. A chi blatera di superamento degli Stati nazionali, faccio notare che l'Europa intera in questi giorni sta discutendo un'iniziativa franco-tedesca, l'iniziativa di 2 nazioni. Non è lo Stato ad essere un modello inadeguato,
Alcuni Stati sono inadeguati per l'incapacità delle proprie élite di interpretare e difendere l'interesse nazionale. A chi considera archiviato il XIX secolo e chi pensa che basti ricordarne le sue tragedie un giorno ogni 365 o come quest'anno ogni 366 per scongiurarle, faccio umilmente notare che lo shock economico che stiamo vivendo quantitativamente è il doppio di quello che subimmo nel 1929, con tutte le considerazioni che ne conseguono, dato anche il contesto istituzionale in cui siamo, il contesto europeo in cui le regole ci hanno impedito in 13 anni di ritornare al livello del PIL del 2007. Quindi vi confesso che ho provato un grande sollievo leggendo nell'articolo 14 del decreto rilancio l'inciso aperte virgolette, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio per il Covid-19, chiuse virgolette. E mi piace pensare che questo inciso sia dovuto all'iniziativa del Comitato Rodotà e anche all'alta intercessione del Supremo Garante della legalità repubblicana, a cui come sempre va il nostro rispetto e in questo caso specifico andrebbe anche la nostra sollevata gratitudine. Questo per il merito. Poi resta il discorso sul metodo, che svilupperò con un esempio banale ma significativo di come questo governo si adoperi per escludere sistematicamente il Parlamento, espressione della sovranità che appartiene al popolo, dal circuito decisionale della nostra democrazia. Oggi stiamo discutendo la fiducia su un decreto dal contenuto assolutamente opinabile, ma che almeno un merito ce l'ha, quello della concisione. Se non sbaglio sono mal contati 6 articoli. Su 6 articoli di un decreto emesso il 25 marzo scorso, il Governo non è stato in grado di assicurare a questo ramo del Parlamento un esame degno di questo nome e si trova costretto a mettere la fiducia. Allora, consideriamo un altro provvedimento tanto atteso, il mirabolante decreto rilancio, e parliamone sotto il profilo del metodo, non per quello che darà ai cittadini, poco, ma per quello che ci dice sul modus operandi di questo governo, molto. Un decreto di 266 articoli con cui questo governo sale sul podio di un triste primato, quello del provvedimento legislativo più complesso e farraginoso della storia parlamentare italiana, battendo se stesso, perché questo record finora era detenuto dal Cura Italia. Io non so voi che impressione abbiate, però io, leggendo l'articolato, in filigrana alle 260 pagine, ho come letto il sonetto di un noto poeta autoctono, Li soprani del mondo vecchio. C'era una volta un re che dal palazzo mannò fora li popoli steditto. Io so io e voi non mi ricordo come va, ma insomma forse qualcuno troverà una rima. Correva l'anno 1832. L'editto di questo grazioso sovrano del mondo vecchio era più conciso di quello del nostro attuale autocrate, 2 endecasillabi invece di 266 articoli. Ma una cosa ce l'aveva in comune questi 2 editti, entrambi sono immodificabili. Non è tecnicamente possibile emendare un provvedimento di queste dimensioni. Vi risparmio ovviamente ridotte disquisizioni sul tema dell'omogeneità di materia e sulla giurisprudenza della Suprema Corte, che su questo merito è stata piuttosto ondivaga. I cittadini però devono sapere che emettere un omnibus di 266 articoli significa di fatto impedire alle commissioni di merito di approfondire i singoli provvedimenti, al netto di qualche mancetta contrattata nel suc della Commissione Quinta per accontentare schegge di maggioranza. Significa di fatto sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di task force, come diceva lui, e come il Conte del Grillo fa senza dirlo. E già, perché questo governo, che vive di annunci, si è dimenticato di annunciarci la cosa fondamentale, che avrebbe attuato, senza annunciarlo, quel progetto di aggressione ed esautorazione della democrazia rappresentativa che nella storia italiana ha avuto 2 culmini, quello del bivacco di Manipoli e quello dei meet-up. Ad un governo opaca espressione di questa ideologia noi non possiamo che negare convintamente la nostra fiducia e naturalmente facciamo anche tanti auguri per i suoi progetti che falliranno, ma per simpatia umana e per carità di patria mi auguro per voi e per il Paese che il fallimento sia meno tragico del precedente.